che è voluta, ricordatelo tutti, dai partiti che governavano, che hanno messo in moto questo meccanismo, e chi governa adesso che si è trovato solo a mettere la firma probabilmente. Però, ripeto, la politica è quella che conta. I nostri consigli comunali, i nostri regioni servono a poco. Nei prossimi giorni facciamo, anche se servirà a poco da un punto di vista delle decisioni prese, coinvolgere i cittadini di Taglio di Po sulla stampa. Approfittiamone del fatto che la pandemia sta lasciando qualche spazio di aggregazione, di possibilità di aggregarsi. Convochiamo pubblicamente i cittadini assieme a tutti gli altri sindaci interessati e gli altri enti interessati. Facciamo in modo che Taglio di Po sia, come dire, almeno il centro di coagulo dell'informazione corretta e far sentire alla politica la voce della gente, non solo la nostra voce. Quindi io mi auguro che a questo ordine del giorno seguano fatti concreti, coinvolgimento dei cittadini, questo è importante. Renato, resto basito di quello che hai detto, ma non solo io, probabilmente anche qualcun altro in questo Consiglio Comunale, quando ha letto le tue parole sulla stampa, perché sembra sempre che tutti quanti non sappiano fare niente, non siano capaci, non siano competenti. L'avete saputo 2 mesi fa, io l'ho già scritto sulla stampa, voi cosa avete fatto? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un ricorso al TAR, abbiamo sentito i nostri riferenti politici, ci siamo trovati, ci siamo coordinati tra sindaci per riuscire a portare a casa quel ricorso al TAR e abbiamo messo in piedi questo e in 2 mesi l'abbiamo fatto. Dopo, Renato, vorrei ricordarti che rinfaccia questa amministrazione che non avete fatto niente. L'amministrazione di Taglio di Po alla presentazione del progetto nella via c'ero io, c'era l'architetto Dian e in quella fase noi abbiamo presentato le nostre osservazioni insieme agli altri. All'epoca del referendum, sto finendo, eravamo io e l'assessore Marangoni e l'assessore Moschini che abbiamo organizzato le serate a Mazzorno, a Oca, a San Rocco e a Taglio di Po per portare avanti la causa referendum con le presentazioni e tutto, per portare avanti quello che era, dal nostro punto di vista, un punto importante per il nostro territorio. Noi eravamo in mezzo alla gente, Renato, quando c'era l'epoca del referendum. Renato Pregnolato non l'ho visto. Renato Pregnolato l'ho visto adesso sulla stampa, se posso dirlo. Io ho partecipato a quegli incontri che dici, caro Siviero. A tutti? Ho partecipato a quegli incontri, se ti ricordi. A tutti? Ero in sala conferenze e allora, se ti ricordi, come fai a dire che l'amministrazione non ha fatto niente? Dopo il referendum del 2016, Francesco, non fare confusione. Eri tu alla presentazione delle estrazioni in Regione Veneto com'è l'architetto Dian? No, che non c'eri. Però fa comodo dire che l'amministrazione non ha fatto niente. Me l'hai chiesto di venire con te? Ce l'hai chiesto di venire con te? Renato, smettiamola per piacere. Anche su un punto così importante. Devi sempre far vedere che sei il migliore di tutti. Anche su un punto così importante. Bisogna litigare anche su un punto così importante. Le ha presentate ufficialmente il comune di Porto Tolle, la regione Veneto, la provincia di Rovigo, una privata e altri enti che adesso non ricordo. Taglio di Po non ha presentato alcuna osservazione. Va bene, gli atti li ho letti. Vabbè. Per il più intelligente degli altri, va bene. Allora, probabilmente mi sarò sognato, io sarò andato a mangiare una frittella a Venezia quel giorno. E nel 2016 ho sostenuto quel referendum e ho votato, ovviamente, non solo ho votato, ho partecipato e sai anche cosa ha fatto l'amministrazione, ti ricordi? E sai anche cosa ha fatto l'amministrazione allora? Gli incontri che ha organizzato l'amministrazione e tutto. Che non venirmi a dire. Ha invitato i consiglieri alle manifestazioni. Che io sappia non hai fatto alcuna manifestazione, non hai fatto alcun incontro con i cittadini in questi anni. Per il referendum? Per il referendum ho partecipato agli incontri. Allora, quello non vale però, quello non conta. Non conta.
Ah, va, Renato, votiamo, perché veramente è una cosa che non sopporto, anche su una roba del genere. Sei il migliore, Renato, sei il migliore. Io non so, ma se saresti da inventare se non esistessi, saresti da inventare. Sei il Abbiamo migliore saputo di e questa adesso, cosa, Francesco, dai, dalla fai, stampa, dopo il fai, 21 di marzo, ma ti ricordi questa fai, cosa? fai quello che devi fare, Renato. Fai Ma quello che, quando hai messo al quello che corrente, non i consiglieri quello che hai comunali, i ritenuto più cittadini italiani, importante quando li hai per messi al tutelare. corrente di quello che stava succedendo? Quello che hai ritenuto più importante fare per tutelare il tuo territorio è, come al solito, portare acqua al tuo mulino e far vedere quanto bravo è Renato Cognano. Siamo a posto Ma così. lascia Votiamo stare quest'ordine del Renato giorno. Pregnolato, Siamo a posto. il bravo. Ti ho Adesso, chiesto, quando hai adesso fatto qualcosa in questi anni niente Renato, per farti sapere cosa stava succedendo? non abbiamo fatto niente Renato perché tu sei il migliore. Non hai fatto niente, Punto. la verità è questa, non hai fatto nulla. Sì, Renato, hai fatto tutto tu, sei il migliore e non mi capacito di tante Sei cose. tu che Questo, governi, te lo sei dimenticato, sì, sei tu il sindaco. ma io sto Da facendo i miei 9 anni. passi, Renato. Io sto facendo i miei passi, Renato. E appunto sono il sindaco di Teo di Po, sto facendo i miei passi con l'amministrazione, con gli altri sindaci, con l'ente parco e con la provincia. Ok? Ci Io siamo ti ho fin chiesto qua? in questi Eh. anni, ti hai informato di quello che stavi facendo? Renato, siamo a posto così, sei il migliore, mi dispiace litigare su un punto del genere. Lascia perdere.